Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, finalmente siamo su F1 2018 ragazzi. Ho scelto, chiaramente lo dico subito perché tanto insomma è un po' purtroppo scontato, l'Alfa Romeo Sauber, perché è giusto così, cioè è così punto, nel senso non c'è un motivo, nel primo anno Alfa Romeo, pilota italiano, penso sia il minimo. Raga, il livello di difficoltà è rimasto inalterato come l'altro anno, 90 su 110, che per il Cume è qualcosa di incredibile, lo sapete. Quest'anno però non ci sarà la traiettoria ideale, insomma, come ai vecchissimi tempi fa un culo la traiettoria. Manuale la partenza, manuale i box, vabbè, gli aiuti chiaramente ci sono, perché se no ragazzi veramente, cioè se non ho almeno un po' del controllo trazione, che roba là, ciao. Danni su simulazione, flashback no. Quindi insomma siamo pronti a partire. Speriamo magari di guidare anche un po' meglio rispetto agli anni scorsi, anche se ho vinto comunque con la Force India, che è stato veramente un miracolo. Raga, siamo qua per sviluppare la monoposto, direi che il primo sviluppo lo facciamo sull'aerodinamica perché siamo veramente scandalosi. Io direi facciamo questo e ok, e speriamo. Buono. È bellissimo ragazzi perché quest'anno finalmente possiamo anche aspetta, messaggi 6. Frederick è fantastica, sempre 100% chiaramente di la lunghezza, lo sviluppo, posizione qualifica minima 18esimo, posizione gara minima 18esimo, stato pilota secondo, obiettivo scuderia facile. Ok, gara pulita. Ok, qua abbiamo va bene, pilota, vabbè, qua ancora non c'è niente da fare, tempo previsto, qualifiche asciutte, nuvolose, la gara, ok, nuvolose, poi sole, perfetto, bravo Alex, bravo Alex, bravo Alex. No, volevo fare della roba che, dove cavolo è? Vincere le sfide con i rivali Eccola qua, ti stai fa zitta. guadagnare il Praticamente ci sono rispetto tutte del quante team e le del statistiche padre. anche di punti Così totali, sarà più gare vinte, facile pole negoziare position. contratti Molto molto favorevoli. bene, stai Il zitta. compagno di Ok squadra raga, ci sarà vediamo sempre dopo il le primo qualifying avversario, session. ma sei tu a Domandine. Dovrò scegliere. arrivare qui, sono in estasi, sono in realtà, sono felice. Facciamo questo. Questo è poco tempo anche però. Allora, come ti trovi con la scuderia? Ti stai ambientando? Sono estremamente motivato. Me ne vado a sentire tutti a casa. Cosa ti aspetti da questa stagione? Vuoi solo ambientarti o punti più in alto in classifica? Tra 50 anni la gente si ricorderà di me. E che diciamo che la scuderia vuole più. Ti ringrazio. Questo forse è un bug. Non so se avete anche sono su PC, forse questo è un bug comunque. Vabbè. Comunque anche se la scuderia vuole sportività, lealtà, io sono pazzo, quindi ve lo dispetto. Eccoci qua ragazzi, siamo in gara strategia. Questa qua, come abbiamo visto il tempo previsto, è buono. 16esimi in griglia, quindi l'obiettivo è il 18esimo, quindi sono molto molto contento. Vabbè, l'assetto questo qua, niente fiori, possiamo partire ragazzi. L'unica mia incognita è l'ERS che è manuale e speriamo di non fare ragazzi, cavolo. Rock and roll. Vai. Facciamo un primo giro chiaramente hot lap e vediamo sto ERS come lo gestiamo. Sembra di merda però va bene. Poi Leclerc subito si butta. Vettel molto indietro. Una partenza decisa, ben fatta. La CPU è molto più aggressiva. Vai fine. Sgombatissima, siamo 14esimi. Non siamo neanche messi malissimo, va bene, come prima gara va benissimo. Le stelle 90-110 per il Cume, tanta roba, ma l'altro hanno fatto grandi cose, cioè grandi cose perché quest'anno ERS in più di difficoltà, sempre la traiettoria ideale e vaffanculo. Ma capisco le Ferrari che sono partite così indietro raga, veramente boh.
scusate se parlo poco, ma devo un attimo abituarmi. Ok. Riprendo la scia del Grosjean. Non bene prova il sorpasso. Il Grosjean chiude la porta, mamma mia. Il Grosjean l'ha chiusa. Bandiera gialla. Problemi per Vettel. La Van Dorse, freno perché c'è Vettel che sta rallentando. Porca miseria. Non c'è bene la Ferrari comunque. Mamma mia. Buon inizio. Il Grosjean mi sta già andando via un po' il tutto, La prima gara mi ricordo quando ho concetto l'altro Formula 1. Panico per le prime 4-5 gare, quindi mamma mia. Devo usarlo bene sto Ers, non è facile, devo un po' abituarmi, raga, io lo dico. Ho Gasly che mi rompe i maroni. Veramente prendere la mano. Per carità, sono tranquillamente in obiettivo scuderia. Gasly vola. Bisogna stare molto attenti anche ai cordoli, ragazzi, perché sono veramente bastardissimi. Alla fine era meglio tenere un po' di carburante in più forse, però l'ho un po' riabbassato, non va bene. C'ho il gameplay diverso, mi sento un po' più difficile da tenere in pista, almeno questa è la mia sensazione, però. Ok, il distacco è 6,2 secondi. Graficamente è migliorato il cielo tantissimo secondo me. Gasly sta arrivando, sicuramente un'erogazione dell'Ers maggiore, ma io devo un po' capire come ricaricarla. Magari la uso nei rettilinei, però inizio non facile, una gara favorevole, il Grosjean mi sta massacrando. Con calma, siamo 13esimi, questo è quello che conta. La gara è lunga, può ancora succedere di tutto. Devo avere un po' di pazienza con il Kuma. Andiamo su Ers medio perché sennò. Mamma mia, ci è andata bene. Anche senza traiettoria, che non sono più abituato. Perché non va malissimissimo. Ok. Perfetto, è già ritirato. Mamma mia. E lotta con il Grosjean, cioè col Grosjean, scusate, con Gasly. Io adesso non parlo troppo, Distacco dall'auto davanti, 9,1 secondi. Gara comunque, cioè, se finiamo 13esimi sono stracontento. È vero che non sto lottando molto, però c'è tempo, raga, c'è tempo. Stiamo sviluppando oltre all'aerodinamica anche la prima del telaio, visto che i punti di risorse ho ottenuto qualcosa.
Virtual Safety Car in uso, rallenta e mantieni positivo il delta. Virtual Safety Car Due in ritiri uso, addirittura. riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta No, immediatamente. stupendo incidente, non che credo. Ciao, ciao proprio. Virtual Safety, peccato, ci voleva la safety forse. Non posso fare la sosta adesso, è troppo presto. Bellissimo, bellissimo. Che incidentone, raga, ciao. Alcune informazioni su Grosjean. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Vi prego, Codemaster, non levate sta cosa perché sto incidente me lo sto godendo. Cazzo, siamo quasi in zona punti. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Bandiera verde. Vedi, per spostare l'Airs fai quelle pippate però. Ok, 11esimi, calma. Relax. Prima sosta dell'anno. Vediamo dove finiamo. Forse che abbiamo perso le posizioni. Vai. Vai, sta buono. 15esimi. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Forse qualcuno non è ancora dei box, spero. Perso veramente tanto. Sto coso dell'Airs era duro, la gestione dell'Airs. Vabbè, stiamo calmi. Relax. Siamo comunque in obiettivo scuderia. Solo che siamo molto indietro. Cazzo! Guasto al DRS, ma non rientrare per adesso. Okay, L'ala posteriore non si apre, stiamo cercando una soluzione. Non servirà molto, però che bell'inizio, evviva! Dura, 90 con Sauber e Giulietta, però. Vabbè, non ci spaventiamo. Dovrà ancora andare ai box, porca miseria. Spavature come. C'è qualcuno ai box per fortuna. Però una tenuta sta macchina orrenda veramente. 13esimi. Se no è impossibile di aver perso dopo 32.000 posizioni. Che la zona punti scordiamoci in questa prima gara e forse anche nelle prime 4, 5, 6 forse. Di solito è il Canada che dà i punti. Però se sia mai una safety car, qualche altro ritiro abbiamo visto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 12,4 secondi. L'intelligenza artificiale sembra molto più aggressiva. A parità di difficoltà come l'anno scorso. Leclerc, intanto stiamo davanti a Leclerc, questo è importante. Dopo che ho fatto una strategia senza le ultra soft. Anche questo forse è un po' da rivedere, chissà. Sto andando molto meglio con queste, con le soft stiamo girando meglio, a parte sta cagata. Altra gente ai box. Ok, sono più tre. No, siamo di nuovo 11esimi, cioè, ma che cazzo, ma ce l'ha impossibile di aver perso tutte quelle posizioni.
Cioè, se rimaniamo 10esimi un po' rosico, A questo punto stiamo su un'erogazione ERS media, penso in altre posizioni sarà difficile recuperarle in pista, salvo incidenti o altre robe. Leclerc è sempre là, questo è positivo, quantomeno non stiamo neanche soffrendo in questo momento, questo è già importante. Siamo a metà gara, occhio qui, mamma mia, il fastest di Kimi. Hanno finito le soste comunque, almeno quelle obbligatorie tra virgolette. No, il compagno di scuderia Charles ragazzi, e Aibel. incredibile, da 12 secondi solo attaccato a Hülkenberg per il 10° posto, non ha problemi meccanici, probabilmente ne risparmio clamoroso, ha problemi di gomme. Ragazzi, me lo vado a prendere, mamma mia, incredibile, che ritmo. Arriva il sorpassone, bravissimo veneziano. Più di 10 secondi recuperati. Non è ancora rischiata, però. Hülkenberg probabilmente. Il distacco dalla vettura che ti so, precede è risparmio energetico, 23,0 secondi. Pneumatici, non lo so. F. Magnussen, in 3 secondi è un po' impossibile da recuperare, però siamo in zona punti, fino a che credo. Sfruttando anche comunque 3 ritiri, si deve recuperare l'energia, sto un po' sto cercando di capire, pian pianino. Ocon, dai, problemi per Ocon, dimmi problemi per Ocon. Avevano detto che il ritmo anche della CPU poteva cambiare in maniera importante nel corso della gara. Adesso anche il mio è sicuramente più basso, adesso devo recuperare energia perché non si sa mai. Però sto recuperando anche dopo, ho preso 2 secondi. Comunque vedo con le soft veramente la macchina molto più guidabile. Il primo feedback di questo gioco è incredibile, mi sta piacendo non tanto, di più. Stiamo giocando in risoluzione 2005 per 1004, tutto a ipercannone e si gode. Stiamo massacrando Hülkenberg. Però non riusciamo più a recuperare niente da Occhio Kuma, mamma mia, un po' rischiata. Tra poco possiamo rialzare, tra 1 o 2 giri possiamo rialzare l'erogazione ERS. Però non stiamo guidando malissimo per i standard indiani, chiaramente. Ovvio. Tanto c'è lotta davanti, Ok, il distacco è 21,5 secondi. Nel prossimo giro aumentiamo un po' l'erogazione per gli ultimi giri, anche se la vedo dura fare, insomma, superare Ocon, solo un erroraccio avversario, un ritiro mi può dare l'anno posto, ma già il 10°, raga, è un godimento incredibile.
Comunque Hülkenberg massacrato. Mamma mia, non ci credo. Sei all'ultimo giro. Final lap. C'è anche recuperato per Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 18,8 secondi. Magari sti errori li eviterei, però ecco, il classico ultimo giro come indiano, molto bene. Tanto vince Valtteri Bottas su Mercedes. Ok, dai. Sbavatura finale, andiamo tranquilli. Non voglio rischiare. Che un punto la prima gara è incredibile con la Sauber. Con l'Alfa Romeo Sauber, non che creda. Pianino, tranquilli. Già spettacolo qui a Melbourne con un veneziano in grandissimo spolvero. Mi ha dato una mano anche l'incidente e il ritiro di Vettel, ma sinceramente fotte sega, arriva il primo punto per veneziano. Yes, 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 yes. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Ciao caro, ciao. Yes. Mamma mia. E la Mercedes ha ottenuto una grande Bravi. vittoria ed ecco i piloti che salgono sul podio dopo Guarda, un'ottima sto bug gara. qua, Sono spero stati risolveranno. fantastici come sempre ed Ma è che una roba. vittoria davvero meritata. La Mercedes oggi si porta Forse a casa la sarà un vittoria. piccolo bug, sistemeranno, spero. Vince Bottas, ciao. I piccoli bug E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Valtteri Intanto il Bottas punticino conquista arriva. la vetta della classifica piloti. E gol. Passando al pilota del giorno, Luca Sentiamo chi Filippi, sono tu chi io. sceglieresti? Direi Kimi Raikkonen. Come? Ha mostrato Ah, costanza. vaffanculo. Qual è il tuo segreto? Non è in pista. Sono il migliore in pista, figlio. Che sforzo, sto sparando cagate. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Era appiccicato all'asfalto, sì. Non è stata una gara pulita, ti pare? Era una calamita per idioti. McLaren reputazione Hai sbandato in qualche occasione? Ti mancava aderenza? Nel senso oggi. Ammazza, oh. Ottimo, ed è tutto. Ciao puttanone, mangiami il pacco adesso. Buono raga, molto bene, molto bene. Stiamo ricevendo inviti a nuovi eventi storici. Potrai Appuntamento. scegliere se partecipare o meno prima della fine del weekend. Ah, c'è stato qualche bello, qualche piccolo errore che ci è costato. Adesso, Madonna, già vicino al muretto, vabbè. Vabbè, dopo decido se scegliere o no. Questo ha avuto 100 punti. Guarda che bello qua, giri percorsi 39. In corso stiamo sviluppando aerodinamica di potenza posteriore e riduzione del peso. Buono raga, sotto il comandone veneziano mi sto gasando a cannone. Ciao!